Perché 5:30? Perché lavoriamo dalle 5 di mattina alle 10, poi lavoriamo dalle 5 di sera alle 10 di sera. C'è stato sto biglietto da visita che sembrava un manifesto, perché mi ricordo Franco Siciliano, era un responsabile del programma alimentare mondiale dell'ONU. Noi ci siamo lavati, buttati in acqua, ci siamo lavati noi anche quello che avevamo addosso, tanto 10 minuti al sole poi era a posto. Siamo andati a casa sua e ho cominciato un rapporto che si è mantenuto nel tempo. Ma voi che fate? Dove andate? Ma avete una macchina da presa? Sì, ne abbiamo un paio. Bene. Alle 5:30 del mattino in ufficio da me. Perché 5:30? Perché lavoriamo dalle 5 di mattina alle 10, poi lavoriamo dalle 5 di sera alle 10 di sera, che altrimenti non si può lavorare. Vi pestava, il sole pestava parecchio. Fatto questo, dice, io ho bisogno di un documentario. Siete in grado di farlo? Noi. Beh, c'è una sceneggiatura, io vi dico cosa mi serve, guardatela e ditemi se vi va bene. Preso la sceneggiatura, l'abbiamo modificata assieme un attimo, adesso fatemi il prezzo. Abbiamo fatto il prezzo e adesso viene un funzionario dal Canada per dargli il benestare. Arriva un certo Gil Blaze, che era uno che aveva fatto l'assistente fonico quando hanno girato il film Ombre Rosse. E dice, ragazzi, ci sono delle modifiche da fare nella sceneggiatura, però il prezzo è un disastro. Come? Noi pensavamo di aver esagerato, no? Bene, domani venite qua e mettiamo a posto tutto. Quindi piccole modifiche alla sceneggiatura e poi il prezzo. Il prezzo ve l'ho fatto io, è questo. Praticamente era il doppio rispetto a quello che avevamo chiesto noi.